Vado? Dottoressa Tiziana Virgili, già presidente della provincia di Rovigo, già sindaco di Fratta Polesine e adesso si presenta per diventare consigliere regionale per la lista Simonetta Rubinato per le autonomie. Innanzitutto, perché questa scelta? Per coerenza. Da sempre io ho difeso e sostenuto che il Veneto dovrebbe diventare una regione autonoma al pari delle altre e questo nel rispetto della Costituzione. Ho sostenuto il sì al referendum, poi dopo l'unica che ha continuato a sostenerlo con convinzione è stata proprio l'onorevole Rubinato. E perciò la conclusione logica era proprio quella che io mi candidassi a sostegno dell'avvocato Rubinato, la cui presenza in Consiglio, qualora verrà eletta, è di sicuro una garanzia per la Regione e per i Veneti. Ecco, tra le cose che presenterete per il Polesine, le cose più importanti, visto che lei appunto si presenterà per il nostro territorio, che metterà sul piatto e che saranno appunto il punto di riferimento per la sua campagna? Beh, guardi, il Polesine è una terra che si presta, è una terra ricca per natura e per tradizione. Va sostenuta nel settore della pesca, va sostenuta nel settore dell'economia in generale, del manifatturiero, ma anche va sostenuto lo sport polesano, il terzo settore polesano, l'inclusione che a volte è carente e quando si parla di inclusione si parla di grandi anziani, si parla di disabili e si parla anche di sanità e di welfare. Nella discussione che abbiamo avuto con l'avvocato Rubinato si è parlato di pedemontana. Il nostro territorio, la provincia di Rovigo, ha un problema di fondo, che è una provincia che va da est ad ovest ed è attraversata da due strade importanti, da due autostrade da sud a nord. Quindi ci sarà tra i vostri progetti anche per esempio proseguire la strada che si ferma adesso a Borsea, farla arrivare alla Romea, e ci sarà anche un progetto per o una strada ferrata o la Romea commerciale? Guardi, io credo che un buon amministratore deve dire e deve presentarsi sulle prospettive concrete. Io da anni sono in amministrazione, da anni sento parlare di Nogara Mare, sento parlare di tanti altri argomenti che ripetutamente vengono ripresi in campagna elettorale. Beh, io credo che di sicuro la Nogara Mare darebbe un input alla provincia, come pure la Romea commerciale, però dal credere, dall'essere convinti e dall'adoperarsi a farne programma elettorale credo che il passo sia lungo e credo che occorra anche rispetto per gli elettori. Ecco, a lei chiediamo un'ultima cosa: perché votare il Veneto di Simonetta Rubinato per le autonomie e in particolar modo Tiziana Virgili? Io userei un'unica parola: per coerenza ai valori dell'autonomia, per coerenza a un percorso sul campo e per coerenza per tutte quelle persone che hanno segnato il sì nel referendum sulle autonomie, perché l'autonomia e l'autogoverno per il Veneto sarebbe veramente un grosso input allo sviluppo del Veneto e un rafforzamento anche per il nostro Polesine, che finora, mi permetto di dire, è stato ben poco rappresentato a livello regionale. Ringrazio. Grazie. Grazie.